È facile la mia cittadina. Io sono nato in Bastilga, sono grandato, sono andato fino a 15 anni a scuola e mi hanno inviato fino a 21 anni a scuola in continente, grazie ai carri dei porchi, grazie ai porchi. È facile, sono nato porcaggio e muradaggio porcaggio. Wow. È ben sicuro quando sono giovane è più bella, quando sono vecchio. Ma è semplice, c'è stata una buona evoluzione della vita, è un poco più complicata, ma siamo lì, così no, è bella, è tutto stato tutto il tempo bella. Voilà. No, per esempio per dispiazzare i bestie, io dispiazzavo quando sono stato zittello, era a Bastilga, i porchi, li portavo a piedi, ci mettiamo le giornate, era complicato e tutto. Allora carichiamo un bettagliere e porto direttamente all'antimetarene in bettagliere tutto, e assai più facile, non ha nulla che vera la vita, in cui quella che non ha nulla che, perché ha già ricreato, non ricreato mica, né nulla, era un certo tempo, era normale a quel momento non c'era mica. E adesso ci sono, è l'evoluzione normale della vita. Beh, a vedere adesso meglio, perché siamo governati per corsi, e da che la fosse meglio. Non so mica se è meglio. Anche prima era governata, ma era più difficile, bella per chi? Dite per chi voi. Spiegatemi perché era bella. Ma, prima era governata in una certa maniera, in ogni luogo c'era per esempio una famiglia che approfittava e che pigliava tutti i soldi, aveva so più scompartuti e tutto il mondo campa meglio. Voilà. No, va benissimo, è meglio come volete che sia. E come gli enti sono stati tanti piani di facilità, prima non c'era mica l'acqua, non c'era mica lume, non c'era mica. Ora c'è tutte le facilità, ci sono i vetture. Sapete quello che non abbiamo mica avuto la città di vetture, che siamo obbligati a spiazzarci a piedi e tutto, ora è assai più facile, ora dopo ben sicuro che tutto il mondo non ha mai abbastanza, più nane più neone, ma è così. In cui facilità che l'ha, si deve investire di più, capito? In cui facilità che c'ha.